secondo appuntamento della seconda edizione di questa rassegna del Libros de Autores in Sardo. Poi ci teniamo a Franca Marcialis, può presentare il suo libro di Issa, Contusu. Franca è un'amica di Guardo che ha già lavorato parecchie volte con l'amministrazione, in discorso che io si affrontavo in suo comune e tutto. Poi invece si è presentato un traballo che ha fatto in zona sua, a parti sua in Nurri, che abita di Issa, anche a traballo pure. Un traballo che ha fatto in scuola media, giusto? Scuola media. Tornando però di questo traballo è a capo o s'arrivo di un altro traballo che si cominciamo unos 30 anni fa, quando ancora non c'era né lei 26 né lei 412 che punti lei che si punti aggiudenti oggi a fare un progetto con Susardo, a fare sportello su questa lingua anche su comune di Guardo a trabalhare lavoro, ma unos 30 anni fa, quando Franca cominciava a trabalhare con Susardo, non c'era nulla. C'era scelti su coraggio e s'attrevimento, sa gana buona dei maestri delle scuole, dei professori di trabalhare con Susardo, povesai gli spippiusi di maniera concreta e aiuto questa società di sul luogo anche viventi a casa di pianta pesare. Dunque, questo grazie a questi maestri e professori, a coraggiosi e coscienziosi, che hanno traballato vita di niente appunto questa coscienza di fare una cosa di oggi, non pensando certo di sindarricare o di discapulli che con un guadagno personale di scapulli il guadagno personale questo intendimento non fi accusso di sicuro. Sul traballo che presentavo oggi è un traballo fatto a un livello in suo senso che a una parte Franca ha applicato tutta questa sapienza, questa sabiduria dei saiaios, delle figlie sue e delle parti sue, che veniva da questo scusorgio dei scontos, delle costumanze, del suo connoto, della sua vita, e ci ha portato a scuola anche spipioso, con lo socializzare, disegnavo. Di questa maniera applicavo a pari due generazioni di saiaios e di spipioso con questa faina e tenete secondo me Dannao Blasco Ferrer pure in suo saggio che questo in questo libro che ha fatto uno sciopero giusto, quindi costume a capitare una cosa che i scontos sardos, dunque pensavo dei sardos, della comunità di sarda, poi sa bisogno dei sardos vengano tradotti in italiano. Questo non era Blasco Ferrer, è una perdita, e manna uno. Poi passando da una lingua all'altra non c'è sti scelti su fatto di vertica una cosa in suo passaggio normale di questa traduzione, ma vince che in questa lingua di questo sconto, lui ha tutta questa visione sul mondo del suo popolo, questa maniera di contare e di castigare le cose di questa vita, sa per franciamo di andare ai filosofi, cioè questa maniera di castigare la vita e le cose del suo mondo. Dunque Franca ha scioperato bene della sai questo sconto se commette punti nasce in sardo, lo ha scritto su scetti, non è pago ma questo è mera, però a rispettando questa lingua anche a punti nasce su questo sconto e tutti i valori che portano da questo sconto. Sa guardata dunque sa guardata del suo luogo, non scetti in sardo ma in suo sardo del suo luogo, dunque da questo sconto su conto in suo campitaneso del suo sarcirano del Nurri, come è giusto. Poi un progetto di lingua sarda possa funzionare, questa è l'unica cosa da fare. Che volevo fare camminare un progetto di lingua sarda tocca la muovere di questa variante del suo luogo, di questa guardata del suo luogo. Denguni si tocca la muovere a partire, poi indicare a fare i saiai, i spippiosi e tutto e coinvolge tutta questa vita e tutta questa comunità. Poi di questo livello, che volevo passare a un altro livello, di tutta questa macro variante o di quest'altra macro variante, andava bene, tutto è giusto e tutto andava bene, però tutto a passaggio. Il suo primo passo del vai è questo, come ha fatto Branca, del muovere, di sta guardata del suo luogo. Questo poi scontos in particolare, però tocca fare un riferimento ai scontos in generale in Areuso. Io su ai scontos punti universali culturali e stanno in tutte le culture del suo mondo tenendo scontos di spipioso. Questo si dannava già in uno studioso russo negli anni 20, proprio che
hanno individuato certa struttura che torna sempre in tutti i sconti del suo mondo e comunque sono stato pure. La funzione del suo conto è la funzione di donare un impatto a spippiuso, a disimparare un mezzo di una storia o di una varia storia, di disimparare i valori di questa comunità, le costumanze, le regole, la maniera di vivere in suo mondo, di si comportare con gli altri uomini e le cose della vita di ogni giorno. Dunque si sconto stato pure tenenti, come dicevo prima, questa maniera trasmettenti da una generazione all'altra questa maniera di si comportare dei sardi in suo mondo, di essere uomini in mezzo dei uomini e in su affrontare le cose della vita. E questa è una cosa non scelta di sconto sardo, ma è una cosa di tutti i sconti che tenenti questa funzione pedagogica e didattica pure quando si trasforma in un libro che è una linea dei fondamenti fondamentali di questa didattica di studiare. La prima ricorda del conto in sardo, mi pare che sia dei bottiglioni, sempre da capo degli anni 20, però è scritta in scrittura fonetica, è una che tu maligeto a ligi, questo invece è scritto in scrittura ordinaria, dunque è più facile, più accessibile per usare a tutti i che si orientano a costare sul mondo dei sconti. Volevo un'altra cosa. Che questa maniera di fare scuola, di traballare con gli spippiusi, di trasmettere i valori, le regole di questa comunità, di questa costumanza, dei sardi che vivono in questo mondo, è una maniera precisa di pesare gli spippiusi, che appare da un grande significato. Poi io penso che noi oggi, o le stessi sardi moderni, e vivono in questo mondo di oggi, se volevo relatare con gli altri uomini del suo mondo, a Marolla deve portare dentro la cultura nostra, la costumanza nostra, questa maniera di vivere nostra esatto. E scelte a ci voglio pensare di si confrontare con gli altri in suo mondo e di soverre ai altri, di maniera di scambiare questa cultura nostra con la cultura degli altri, del donai e dell'ADC. Questo non sia da poter fare, noi dobbiamo strocci all'eno, che non abbiamo una cultura nostra da portare e da scambiare con il mondo. Pensando a questo sconto che serve per gusto, se donai questa grave, se può entrare nel suo mondo con questa cultura nostra, come da protagonista, aperto sul scambio con gli altri popoli del suo mondo, questa è la maniera meglio una di fare didattica in scuola con i spipio e poi spesare questa maniera. Penso che la cosa da aggiungere poi, che è una cosa di suo giornale. Ma non è che ci sia mela di aggiungere, perché tu sei stato un mela bravo, devo ringraziare gli organizzatori che Svessi torre noi in quarto, mi fa piacere che ti ha fatto piao amici che avete dei 30 anni, basta questa presenza di Giampaolo, prende questa sala, me da piacere, me da porta, non svedevo secondo un'idea e poi in cammino da gatta usata, per una cosa precisa. Ma su piacere rimane che ha detto, su hai attuiato tu Ivo, tu sei una grande ricchezza ed io non avevo detto, sta con 8 anni, cantando 5-6 anni fa, ma non è che è una grande fortuna scirica, Ciavi, picciotto come te tu, prendere buona volontà, di entusiasmo, di passioni, dopo con noi vengono un master all'università e dopo in Londra in cura. Persone come tu con capacità di consonestare, una persona bullia e onesta come te di onde sono convinta e ci posso convinta su veduti con questa passione che viene da intro con questa capacità di scrivere in sardo a ragionare in sardo ma vuole fare e lo fai con questa propria polizia che ha fatto 35 anni fa perché abbiamo cominciato fare lingua e cultura sarda in su 74, 73, 74 e non fu tutti quando li andai fare lingua sarda li andai a essi segnalato a suo proprio dittorao e si segnalato a sua prefettura magari forse io sono che devi come funzionario in alcuna maniera e tanto fu pericoloso poi
tenere sull'esi, come se 482, che in una maniera si aggiudanta, però io che questa provincia non sarebbe 26 non essendo nulla, tutto sui nai è isolatorius, la lingua sarda non tende mera fortuna mi pare, di questa pari di mera azienda scariscende sempre. Ecco, tenne questa fortuna di attuare in vita gente come a tu, giovani come a tu, si ha la speranza ona, questo rinnaio che tutto il lotta, se guerras, che ho fatto molto, anni a secus, hanno seguito tutti, e quindi io penso che questa lingua sarda che è una cosa da